No alle coltivazioni in campo aperto di piante OGM, sì alla sperimentazione e alla ricerca in aree circoscritte. È in sintesi il contenuto della proposta di legge condivisa da 55 associazioni ed enti della Regione che hanno contribuito alla sua stesura. La proposta verrà consegnata il 12 aprile all'assessore regionale Violino e successivamente ai capigruppo in Consiglio regionale. Se la proposta non sarà trasformata in tempi brevi in legge, le associazioni avvieranno azioni di protesta, compresa una raccolta di firme. Una proposta di legge per tutelare la biodiversità e l'agricoltura di qualità dagli OGM, condivisa da 55 associazioni ed enti della Regione che hanno collaborato alla stesura. Sarà consegnata il 12 aprile all'assessore regionale all'agricoltura Claudio Violino. Successivamente verrà presentata ai capigruppo in Consiglio regionale con l'augurio che in tempi brevi venga esaminata e trasformata in legge. In caso contrario, le associazioni coinvolte non si fermeranno e daranno vita a tutte le iniziative possibili, compresa una raccolta di firme. La proposta di legge è composta da 8 articoli che sono stati illustrati per dire no alle coltivazioni in campo aperto di piante OGM e sì alla sperimentazione e alla ricerca in luoghi ben circoscritti. Tocca principalmente il tema della tutela della biodiversità, quindi di tutto ciò che è il nostro ambiente, da quello naturalistico a quello agrario, e quindi poi prevede una richiesta esplicita di vietare l'inserimento, la coltivazione in pieno campo degli OGM. Tuttavia ci sono anche dei punti in cui si chiede di sperimentare in ambiente confinato, di perseguire l'innovazione, specialmente proprio la selezione genetica che però abbia una ecocompatibilità, e crediamo che il Friuli abbia anche intelligenze per fare questo, e poi evidentemente tutta anche una politica di informazione per la cittadinanza, per concludersi con un articolo sui controlli che sono poi la cosa fondamentale per rispettare una legge. L'interessante è che si è mossa una bella parte di società regionale che ha visto su questo problema degli OGM non soltanto un problema di carattere ambientale, ma anche un problema di carattere economico, un problema di cultura tradizionale, un modo di difendere la qualità della vita di questa regione. No all'omologazione, sì alla diversità. Certo, la diversità è sempre stata la forza dell'agricoltura, pur diciamo in situazioni diverse, perché oggi abbiamo forse conoscenze che ci permettono di valorizzare meglio i prodotti che abbiamo. Una volta forse era più un'agricoltura di sussistenza, ma certamente la varietà dei prodotti è anche una forza per il territorio.